Allora, proprio due parole, un cenno, visto che abbiamo App e Padova. Situazione per voi, per molti di voi che operate in certe zone, la Movida, il centro storico, il ghetto, anziché zona Portello, studenti universitari, confusione, lamentele e poi il dito puntato nei confronti di pubblici esercizi che dovrebbero fare, però giustamente fare cosa? Fate il vostro lavoro, non potete fare anche i controllori esterni, si sta all'educazione dei più giovani, la Didi. Sì, verrebbe da dire nulla di nuovo sotto il sole, perché sono decenni che se ne parla di questi problemi. Però intanto evidentemente non è poi così facile risolvere, perché si sono succedute diverse amministrazioni di diversi orientamenti politici, però il problema è sempre rimasto lì, diciamo, in piazza. E sicuramente non bisogna assolutamente negarlo, il problema c'è, però non è corretto dare tutte le colpe ai pubblici esercizi, tant'è vero che soprattutto per le problematiche più gravi, che sono quelle del degrado, parliamo in maniera molto chiara e molto semplice: il vomito, gli escrementi, la sporcizia, i rifiuti di plastica e di vetro che vengono lasciati sul terreno, gli schiamazzi a tutte le ore della notte non dipendono dai pubblici esercizi, perché i pubblici esercizi, i gestori servono i clienti che sono seduti sui tavolini o che sono in piedi ma nelle vicinanze del locale. Lì sono le zone dove invece c'è più tranquillità e sono più controllate, perché c'è una responsabilità diretta da parte dell'esercente. Se succede qualcosa in quell'area, diciamo, ne va di mezzo direttamente il gestore del pubblico esercizio. I problemi invece sono in tutte le altre aree del centro, sia del centro ma anche della zona Portello, quindi il centro allargato. Qualcosa era successo anche in Piazza Duomo, in Prato della Valle, ecco, in tutte quelle aree dove non ci sono i plateatici dei pubblici esercizi, oppure dove, diciamo, in aree dopo che i bar hanno chiuso, dove non c'è praticamente nessun controllo e anche le forze dell'ordine hanno oggettivamente difficoltà a intervenire, perché spesso si trovano di fronte centinaia se non migliaia di ragazzi ubriachi e quindi praticamente impossibili da fermare. Ecco, noi non vogliamo che non vengano additati i pubblici esercizi, che anzi spesso sono, diciamo, bersaglio a loro volta di questa maleducazione delle persone, perché il tutto ha origine da una maleducazione di fondo da parte di questi ragazzi giovani e giovanissimi. Ecco, questo è importante anche precisarlo. Presidente, volevo chiederle, voi avete avuto degli importanti riconoscimenti a Vinitaly? Sì, diciamo che come giovani ci è stata data la possibilità. Una bella soddisfazione. Oh, molto, molto. Si pensi che abbiamo creato ex novo un premio inserito all'interno di una premiazione che aveva già avuto una scorsa edizione. Quest'anno, appunto, essendo nati come giovani, ci è stato concesso l'onore di creare un premio nostro da dare ad alcuni giovani, uno per provincia. Abbiamo dovuto fare una selezione, ovviamente è stata una selezione basata su criteri che non propriamente classici. Ci siamo basati, notando quello che è successo nel periodo di lockdown, sulle iniziative che i singoli giovani avevano messo in campo per riuscire a sopravvivere come azienda. Le faccio un esempio, veramente è stato meraviglioso analizzare tutte queste varie candidature, tantissime che sono pervenute. Ad esempio le cene in streaming, le nomination con i social, in tutti quei casi in cui non si poteva lavorare naturalmente, però tanti giovani imprenditori si sono reinventati e assieme ai propri collaboratori non hanno fatto solo il classico delivery, ma si sono applicati con delle misure veramente innovative. Allora ci è stato appunto data questa grande possibilità e abbiamo istituito e conferito il premio Star and Star ai giovani che maggiormente hanno avuto un grado di innovazione nella propria attività. È stato veramente molto bello, ecco, perché il nostro settore è vivo. Infatti è stimolante anche, no, questo Assolutamente sì, e soprattutto perché i risultati di ciascuno sono stati messi in condivisione con gli altri, perché giova ricordarlo, noi sì, ci troviamo fisicamente anche, ma molto del nostro lavoro viene fatto tramite telefonata, ma soprattutto tramite social network, WhatsApp, quindi strumenti tecnologici che ci consentono di riuscire a lavorare nelle nostre attività e pur nello stesso maniera dare il proprio supporto agli altri, quindi l'ottica di condivisione veramente a 360 gradi. Può essere un passaggio per un cambiamento anche nella ristorazione, per quel che riguarda voi giovani e anche per quel che riguarda i senior.
un trampolino di lancio, uno stimolo. Già il delivery non ci si immaginava, no? Perché vabbè, che poi da noi non è così spinto perché mancano anche i vettori, diciamo, rispetto ad altre grandi città dove verso l'ora di cena è impressionante quanti ce ne siano. Guardi, penso che il meglio debba ancora venire, se sono sincero, perché, ripeto, come dicevo prima, il nostro settore è stato un settore che è stato completamente stravolto e non sarà più lo stesso, cioè bisogna che capiamo questo. Il settore ristorazione in senso lato nel post pandemia non sarà più lo stesso, adesso dobbiamo riprenderci ancora da quello che è stato, però quello che arriverà, il meglio, ripeto, deve ancora venire perché ci sono tantissime innovazioni. Prossimamente presenteremo anche un progetto al Comune di Padova di cui ancora non possiamo dire molto, per il miglioramento appunto della movida cittadina, un progetto giovane, un progetto FIPE giovani, quindi le idee ci sono, bisogna condividerle. Ecco, infatti sto pensando per questo, l'urbanistica di una città, quindi voi come Appe vi muovete in un territorio Padova non facile perché dal punto di vista urbanistico si è sempre ferma là, lo sappiamo, non ti raccontarcelo, è una città un po' vecchiotta, dai, rispetto ad altre che si sono innovate, che hanno fatto dei lavori, stanno facendo dei lavori in corso importantissimi e che facilita molto l'attività di pubblici esercizi, perché è una città strutturata in modo diverso dove anche ci sia la possibilità di continuare a fare all'aperto, no? Quindi avere i tavolini che la rendono allegra. Da noi invece viene criticato perché non piace ad alcuni. Quindi è un po' un combattimento, diciamo, con la pubblica amministrazione, tra virgolette, in senso bonario. Quello sempre, è proprio il compito delle associazioni di categoria quello di mettere un po' il fiato sul collo degli amministratori locali, però diciamo che con Padova abbiamo un vantaggio che è una città abbastanza grande da poter attuare delle politiche quasi da metropoli, ma ancora diciamo con una dimensione umana dove c'è un rapporto diretto con l'amministratore, col sindaco, con l'assessore e quindi dove si riesce anche a dialogare in maniera costruttiva. Certo partiamo dal presupposto, una città universitaria, 60.000 giovani ragazzi, qualche centinaio di migliaia di persone che entrano quotidianamente in città per lavorare, adesso anche con lo smart working che sta via via progressivamente dismettendosi anche una ripresa e lo vediamo tutti insomma lungo le tangenziali del mattino dei flussi anche di lavoratori che vengono appunto nella nostra città. Dal punto di vista urbanistico, dei parcheggi, delle zone da dedicare ai plateatici sicuramente c'è qualche problematica, stiamo cercando di stimolare l'amministrazione, il sindaco Giordani, insomma gli assessori competenti per trovare delle soluzioni che possano andare incontro a quelle che sono le richieste non solo degli esercenti che chiedono di avere lo spazio per il plateatico, ma anche e quasi oserei dire soprattutto dei consumatori che in questi mesi hanno veramente apprezzato il servizio dato nelle aree aperte. Noi abbiamo anche lanciato un contest simpatico, chiamiamolo così, nella nostra pagina Facebook Gustare Padova, dove abbiamo invitato gli esercenti a postare le foto dei loro plateatici e abbiamo visto veramente delle zone di Padova rianimate, diciamo, e riqualificate proprio dalla presenza di tavolini e sedie e da clientela, passatemi il termine, buona, che ha mandato via una mala movida. Quindi magari un punto luce, un pubblico esercizio con l'area esterna è un punto luce, è un presidio di sicurezza, di socialità positiva che allontana quelli che possono essere malintenzionati, spacciatori o comunque anche persone sgradevoli e maleducate. Quindi anche nei confronti dei residenti che spesso si lamentano a prescindere del pubblico esercizio sotto casa, bisognerebbe anche far capire che magari un bar chiuso c'è del passo a quelle che possono essere frequentazioni magari un po' più insane rispetto ai clienti appunto di un locale. Ma anche un locale che magari si ristruttura, che si presenta con una veste innovativa, attrae anche giovani per esempio, no? Perché magari la scelta viene da sé, il classico, con tutto il rispetto parlando, si dice, modo di dire, bar sport, no? Che ormai penso che abbia lasciato il tempo, no? Ma guardi, bisogna distinguere tra tradizione e innovazione, nel senso che dal mio punto di vista, non solo mio, comunque le tradizioni vanno preservate, perché c'è un detto... Ma un po' sistemate. Sicuramente sì, ma l'innovazione, assolutamente, ma l'innovazione di noi giovani non vuole essere di cancellare quello che è stato. Noi siamo il nostro passato, però siamo anche il futuro, quindi riuscire a dare il nostro apporto di coraggio anche, perché molto spesso
appunto una delle qualità che noi giovani abbiamo, a parte tanti difetti per carità, però ci sta, però abbiamo anche un grande coraggio in quello che facciamo, anche a livello di imprenditori giovani, mettersi in gioco, mettere la propria faccia di fronte agli altri e riuscire a dare un servizio di qualità. Quindi però dobbiamo attingere all'esperienza dei nostri genitori, dei nostri nonni, delle nostre famiglie, dei nostri amici, di chi ha già vissuto prima di noi, sicuramente per preservare la nostra identità, che nella fattispecie diciamo regionale, la nostra identità veneta è veramente ricchissima di spunti. Siamo arrivati al termine, dedicheremo ancora magari un'altra puntata a parlarne perché è molto interessante. Allora, un appello, perché so che manca trasversalmente alla vostra categoria giovani e non giovani, manca personale, quindi un appello velocissimo in pochi secondi, lo facciamo fare al Presidente, che è un motivatore. Ma io mi sento veramente di essere sincero, questa è la parola che utilizzo. Il nostro è veramente un grande settore, un settore che si sta sempre più specializzando, quindi è un settore di grande formazione che dà grandi possibilità a questi giovani, sia, ripeto, come imprenditori, e quindi dico, se avete meno di 42 anni e avete voglia di crescere in maniera giovane, rivolgetevi a Confcommercio Veneto o anche alle segreteria di Appe Padova. Non sono requisiti impossibili, anzi assolutamente gratuita come oppure cosa. di cimentarsi, visto che si cercano dipendenti e collaboratori, anche come collaboratori. Difatti stavo dicendo, e come collaboratori dico, credete nei pubblici esercizi, perché la socialità italiana, il savoir-faire italiano, potete trovare lavoro all'estero ma anche in Italia, perché molto spesso si critica il nostro mercato del lavoro, ma credetemi, io vado all'estero e vedo quello che succede, non è tutto oro quel che luccica, noi abbiamo un bellissimo mercato in Italia, bisogna saperlo valorizzare, sia come imprenditori che come collaboratori, perché insieme, c'è un bellissimo detto che a me piace tantissimo, che da soli si va veloci, si va anche molto veloci, ma insieme si va più lontano. Perfetto. Segretario, grazie di essere stato qui con noi. Presidente, complimenti, in bocca al lupo per la nuova carica, grazie anche a lei, grazie a voi cari telespettatori di averci seguito e aver mandato i vostri messaggi. Comunque, se siete interessati, chiedete informazioni a Confcommercio Veneto, FIPE, Confcommercio Pubblici Esercizi, Appe Padova, per quel che riguarda la città di Padova. Buon proseguimento domani.